Buonasera, da Sicilia 24 questi titoli del telegiornale. Ritrovato a Palermo Mohamed, il bimbo tunisino che era scomparso da Santa Maria di Licodia. Il piccolo sta bene, ma restano da chiarire molti lati oscuri della vicenda. Un progetto da 240 milioni di euro per le imprese a Catania. Il sindaco Trantino anticipa nel focus di Telecolor alcuni punti del fruttuoso incontro con il ministro Urso. La pescheria a Catania, sempre più vuota per gli operatori, non è colpa della crisi, ma del piano viario che non consente un facile accesso al centro storico. La giornata nazionale dei disturbi alimentari, 37.000 i nuovi casi in Sicilia negli ultimi 2 anni. A Sicilia 24 la lotta di Lidia contro l'anoressia. Per Iginio Massari la cassata non è gradita all'estero perché è troppo dolce. Pronti a smentirlo noti chef palermitani. Il quotidiano La Sicilia celebra i suoi 79 anni di storia. Il direttore Piranio: siamo la sponda delle forze vive della società. Ancora ben trovati da Santa Maria di Licodia fino a Palermo. È stato ritrovato proprio nel capoluogo Mohamed il piccolo tunisino scomparso da alcuni giorni, appunto da Santa Maria di Licodia. Il fatto importante è che il bambino stava bene, solo infreddolito e impaurito, ma certamente restano da chiarire alcuni punti oscuri di questa storia. Sentiamo Tonino De Mana. Presenta ancora molti lati oscuri, ma almeno è una storia a lieto fine. È stato ritrovato a Palermo Mohamed Khalifa, il bimbo tunisino di 10 anni che si era allontanato la notte tra il 12 e il 13 marzo scorsi da Santa Maria di Licodia, nel catanese. I carabinieri di Paternò, attraverso un'efficace attività investigativa, lo hanno rintracciato in buone condizioni di salute nei pressi della chiesa di Santa Chiara a Palermo. Capoluogo che ha raggiunto con modalità con le quali è ancora in corso ulteriore accertamento investigativo, e da lì i carabinieri di Paternò hanno immediatamente attivato quelli di Palermo, dove il minore è stato rintracciato dai colleghi della stazione di Piazza Marina. Infatti attorno proprio a quella piazza il bambino girava da solo, infreddolito e impaurito, e i carabinieri gli hanno dato immediata assistenza. È stato portato in caserma, e dove i sanitari hanno attestato un ottimo stato di salute. Mohamed era in ottime condizioni di salute, lo vedete in questa foto sorridente e con un prelibato uovo di Pasqua in mano, utile per rendere più dolce il suo ritorno a Santa Maria di Licodia. Mohamed è stato affidato ad un tutore, ma le indagini continuano per accertare eventuali responsabili o complici della sua fuga. Giuseppe Vincenzo Giannone, 63 anni, di Capaci, in provincia di Palermo, che viveva da tempo a Bucarest, è morto cadendo da una impalcatura in un cantiere edile in Romania. Dopo l'incidente sono arrivati i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. E adesso a Messina, dove si parla ancora dell'arresto di Maurizio Croce, il commissario straordinario dell'emergenza dissesto idrogeologico. L'inchiesta però ha visto coinvolti 9 indagati, tra i quali il sindaco di Maletto e altri 2 imprenditori. Il servizio. Ha destato grande scalpore a Messina l'arresto di Maurizio Croce, finito ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Procura su un complesso mosaico di corruzione che ha ruotato sull'appalto dei lavori del torrente Catarratti Bisconte. 11 gli indagati, 9 persone fisiche e 2 giuridiche. Oltre Croce, il suo uomo di fiducia, Francesco Vazzana, ex direttore dell'ARPA regionale, disposta l'interdittiva della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione per l'imprenditore e il sindaco di Maletto, Giuseppe Capizzi, altra figura chiave dell'inchiesta, come gestore di fatto della Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori per la realizzazione dei lavori sul torrente. Tra gli indagati il geometra barcellonese di 67 anni Antonino Cortese, funzionario del Dipartimento di Protezione Civile e Difesa del Suolo del Comune di Messina, che fu direttore dei lavori dell'appalto per la riqualificazione del torrente, e la geometra 44enne Rossella Venuti, in qualità di funzionario responsabile dell'area tecnica dell'ufficio per il dissesto idrogeologico diretto proprio da Maurizio Croce. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto diversi benefit, tra
cui l'iscrizione ad una università telematica per conseguire la laurea in ingegneria con soldi elargiti dall'imprenditore Giuseppe Capizzi. Nell'inchiesta ci sono poi altri 4 indagati per i quali la GIP Arianna Raffa non ha deciso alcuna misura restrittiva. Si tratta dell'imprenditore messinese Rosario Arcovido, 60 anni, dell'imprenditore Emanuele Capizzi, 31 anni, di Bronte, del messinese Giovanni Pino, 58 anni, e di Davide Tommaso Spitaleri, 55 anni, anche lui di Bronte. Sono considerati dalla Procura soggetti fiduciari di Giuseppe Capizzi e la contestazione per tutti il finanziamento illecito ai partiti. Come persone giuridiche invece 2 ditte del gruppo Capizzi con sede a Maletto. I benefici erano svariati, dai lavori edili gratis in case private ed un noto negozio d'abbigliamento del centro ad un resort e un Rolex da 20.000 euro. E il presidente della regione siciliana Schifani ha nominato oggi pomeriggio il responsabile ad interim della struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico. Si tratta di Salvo Lizio, l'attuale dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità, che sostituisce per l'appunto l'indagato Croce. Un progetto da 240 milioni di euro per le imprese nella città di Catania. È un'anticipazione che oggi il sindaco trantino, ospite di Michele Cucuzza all'interno del nostro Sicilia 24 Focus, ha voluto appunto dare. Lo sentiamo in uno stralcio dal programma. Come è andato l'incontro con il ministro Urso? Ricordiamo che il ministro Urso, ministro delle imprese, del Made in Italy. Lunedì mi sono incontrato con il ministro Urso, ci sono dei lavori, dei work in progress molto interessanti. Quello di cui abbiamo discusso, fra le tante altre cose di cui posso parlare, è l'individuazione di un'area destinata alla realizzazione di questa pilot line che porterà un investimento di 240 milioni di euro per le realizzazioni di semiconduttori a caldo e quindi un ulteriore volano nel solco di quell'ecosistema del digitale, dell'innovazione che sta trasformando Catania in vera e propria capitale in questa materia. Come si chiama questa pilot line? È una pilot line, sì, che per la realizzazione, per la produzione di chip, di semiconduttori a caldo. Non mi chieda altro perché non tecnicamente... I chip sono la base fondamentale per i telefonini, per i computer, per tutto. Ma mi scusi, da che parte di Catania? Zona industriale. Zona industriale, sì. Quindi si aggiungerebbe all'area già... Esatto, andrebbe vicino alla ST, perché ieri sono andato a Palermo a parlare con l'assessore Tamaio e il presidente Schifani. È stata individuata un'area dell'IRSAP, quindi regionale, e per questo stiamo adesso portando avanti la formalizzazione degli accordi per poter partire. E restiamo ancora a Catania, perché durante il Focus in realtà si è parlato anche di questo, ovvero della pescheria, luogo storico amatissimo da sempre, ma che in questo momento appare assai desolato. Sì, perché la pescheria, lo dicono gli operatori appunto all'interno, si sta sempre più svuotando il servizio. Non c'è nessuno, siamo tipo abbandonati da tutti. Quanto è il suo guadagno giornaliero? No, io guadagno 20-25 euro. Non è soltanto la crisi o la concorrenza della grande distribuzione a far svuotare la pescheria, percorso turistico e folcloristico per antonomasia, ma che i catanesi frequentano sempre meno. A tarda mattinata i banconi sono pieni di pesce e non è un bel segnale. Io alle 11:15 a quest'ora, 5 anni fa, 8 anni fa, già avevo mezzo bancone svuotato. Oggi siamo così, non c'è nessuno in pescheria, come vede, paccheggi, chiuso tutte ZTL, come dobbiamo fare? Vanno male gli affari e l'umore degli operatori è più nero delle seppie. La pescheria non ne scende più nessuno, perché sono diventate tutte ristoranti, cose. Le persone vengono e non trovano il posto, la macchina dove la mettono, le linee AMET dove sono. Non c'è più nessuno, non scende più nessuno, siamo impossibilitati, non ce la facciamo più così ad andare avanti. Io ho 58 anni e non sono più in grado di portare un pezzo di pane a casa, perché non c'è proprio più persone che scendono, assolutissimamente. Tutti quanti mi dicono che devono fare ore di fila e poi arrivano qua e non ci sono neanche i parcheggi. Sediamoci, cerchiamo di vedere la viabilità un'altra volta. Ci sono strade che si potrebbero aprire anche la mattina sola e di pomeriggio chiusi. Cerchiamo di creare un parcheggio. Dateci modo di dar da mangiare alle nostre famiglie.
E sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa, mentre nelle ultime 48 ore è tornata a consumarsi una tragedia del mare lungo le rotte dei viaggi della speranza nel Mediterraneo. Un morto, un ricoverato, 60 dispersi il bilancio, mentre sono oltre 600 gli sbarcati nell'isola. Malio Viola. Sono ripresi a ritmo serrato gli sbarchi di migranti a Lampedusa, il mare è quasi calmo, il tempo mite favorisce gli arrivi. Sono 621 adesso i migranti sistemati all'hotspot di Contrada e Imbriacola. Per 300 la prefettura ha disposto il trasferimento con il traghetto di linea. Ben 266 adulti andranno a Melilli, mentre 34 minori non accompagnati resteranno nelle comunità di Agrigento. Complessivamente sono stati 6 gli sbarchi nelle ultime ore e fra gli arrivi si registrano decine di minori, 8 dei quali sono proprio bambini, ma anche donne incinte. Intanto si registra anche una nuova tragedia del mare. Infatti morto nella notte all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento il migrante giunto con l'elisoccorso dopo essere stato prelevato dalla nave Ocean Viking. Di lui non si sa nulla, né nazionalità né età. Si sa soltanto che era uno dei 25 migranti soccorsi in acque internazionali proprio sulla nave della ONG. Erano partiti dalla Libia e secondo le testimonianze erano 85, ma dopo il naufragio 60 risultano dispersi. Con lui era stato soccorso un altro migrante che attualmente è ricoverato a Palermo all'ospedale Ingrassia. Ma le tragedie non frenano in viaggi e con il migliorare delle condizioni atmosferiche la situazione non potrà che peggiorare. Dall'anoressia si può guarire e si può ritornare a vivere, lo dice al nostro microfono la giovane Lidia, che sostiene si parli davvero poco di questa patologia. Lo facciamo nella giornata nazionale dei disturbi alimentari. Giusy Lazzara. Giornata dedicata ai disturbi alimentari. Il fiocco lilla è il simbolo di una patologia silente che coinvolge sempre più adolescenti. In Sicilia 37.000 nuovi casi negli ultimi 2 anni. Cosa vuol dire questo fiocchetto lilla per te oggi? Per me è un simbolo che testimonia come poco a poco si inizia a fare informazione sull'argomento. È un argomento che io stessa anche informandomi ho visto che è poco discusso. Difficile lottare contro un piatto di pasta o una bistecca. Io ricordo che mi convincevo di non poter mangiare per esempio la pasta o un dolce e dopo, per convincermi che non era così, dopo mangiato andavo davanti allo specchio e mi mostravo a me stessa che non ero cambiata, cioè non ero diversa, perché nella mia testa invece io diventavo subito il doppio, il triplo di quanto in realtà fossi. Cosa ti senti di dire a chi invece si trova in questo momento nella difficoltà proprio di poter seguire un regime alimentare normale? Io stessa c'è stato un momento in cui ho pensato io non posso sopportare questa situazione, non la riesco a gestire, a uscirne, preferisco lasciarmi andare, però se ne può uscire e lo si fa con tanta forza di volontà, non è vero che lo si fa da soli, serve lo sprono e l'aiuto. Le famiglie sono costrette così ai viaggi della speranza in altre regioni e chiedono più assistenza anche negli ospedali della Sicilia. Sarebbe importante che in tutti i pronto soccorsi degli ospedali ci siano dei percorsi dedicati a queste persone che peraltro arrivano spesso in condizioni veramente gravi e quindi devono essere immediatamente soccorsi, ecco come dice la parola, e avviati a un percorso dedicato a loro. Di anoressia, bulimia e binge eating se ne è parlato oggi alla Facoltà di Scienze Politiche di Catania, in un incontro promosso dagli stessi studenti con docenti e nutrizionisti. Adesso ci fermiamo, subito dopo torneremo con la cassata per Iginio Massari, troppo dolce. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Iginio Massari, notissimo pasticcere, critica la cassata sostenendo che sia troppo dolce e dunque non gradita all'estero. Da lì si è scatenata una vera polemica. Sentiamo Marco Gullà. Siete mai chiesti come mai il cannolo lo mangiano in quasi tutte le parti del mondo e la cassata no? Perché la cassata è troppo dolce. Sicilia bella, Sicilia bella.
A parlare è Iginio Massari. Per chi non lo conoscesse, è uno dei pasticceri più importanti d'Italia. Questa sua considerazione sulla cassata siciliana ha mandato su tutte le furie tantissimi palermitani che sui social si sono scagliati e scatenati contro il maestro pasticcere di Brescia. C'è pure chi ha paragonato la cassata all'arte barocca. Guai chi ce la tocca, il popolo palermitano non ha gradito, eufemismo questo, le dichiarazioni di Massari. Così anche importanti chef e pasticceri palermitani vogliono entrare nel merito della polemica che da giorni ha investito il pasticcere famoso anche per le sue ospitate a Masterchef. Non è così, caro maestro, la cassata ci rappresenta la Sicilia. Io ho avuto il piacere nel 2023 di servire 6 capi di Stato, oltre il nostro, e sempre la cassata era presente perché è il dolce che rappresenta la nostra terra, è il dolce che rappresenta i colori della nostra terra, la sicilianità, e rappresenta noi, quindi la cassata non si tocca, caro maestro. Ma è davvero troppo dolce la cassata? No, non è davvero troppo dolce la nostra cassata. La nostra cassata negli anni è stata migliorata e come? È stata migliorata, è stato tolto prima cosa il colorante, l'essenza, quindi non ha più quel colore verde. Adesso abbiamo tagliato con della farina di pistacchio e farina di mandorla, quindi il colorante è stato tolto. Lo zucchero, anticamente veniva fatto 1 chilo di ricotta, 700 di zucchero, oggi è stata abbassata più del 50%. E alla domanda cosa chiedono principalmente i turisti, questa è la risposta. Il turista quando entra la prima cosa che ci chiede sono cannoli e cassata. Cioè per loro è un dolce da portare in viaggio e portarlo nelle loro case e far conoscere questo prodotto e questa bellezza barocca che noi abbiamo. Sicilia bella, Sicilia bella, fammi stare a luce nella terra, Sicilia bella, Sicilia bella. E adesso andiamo a Caltanissetta, dove ha aperto l'Out Café, il primo bar in Sicilia con una mission unica, il lavoro come cura, servire ai tavoli 3 ragazzi con lo spettro autistico. Giusy Lazzara. Out Café è qualcosa davvero di straordinario, ma lo straordinario sta proprio nel fatto che è un luogo, è un bar inclusivo, il cui valore principale è il valore umano, è la relazione. E quando parliamo appunto di autismo molto spesso anche viviamo un po' questa difficoltà di relazione, di comunicazione, che noi stiamo pian piano cercando invece di superare attraverso l'esaltazione delle abilità. La storia di Alex, Filippo e Francesco, affetti dallo spettro autistico, inizia quasi per gioco e si trasforma col tempo in un'opportunità concreta di lavoro, impegnati nei progetti di inclusione anche minori non accompagnati. Nell'Out Café i prodotti sono a chilometro zero e l'accoglienza è professionale. Mi piace lavorare qua, bere caffè e cappuccini. Faccio un po' di tutto, faccio un po' tutto quello che riesco a farti, cioè tipo fare caffè, servire ai tavoli e cucinare. Il progetto, il primo in Sicilia, nasce da una sinergia fra la cooperativa Etnos, l'ASP di Caltanissetta e la Fabbri. Si è lavorato insieme per far vivere ogni forma di diversa disabilità come normalità. Adesso facciamo gli auguri al quotidiano La Sicilia, che ad Agrigento ha celebrato i suoi 79 anni di storia. Davide Sarto. 79 anni di attività, le chiedo qual è lo stato di salute del quotidiano La Sicilia? È uno stato di salute buono, vorrei dire ottimo, ma preferiamo che lo dicano i lettori. Ci avviamo verso gli 80 anni con sicurezza, con l'autorevolezza, con la forza e con la responsabilità che ci dà questa storia, questo lasso di tempo abbastanza importante. 79 è una cifra ragguardevole, dà spessore alla nostra storia, dà spessore al nostro lavoro e riceviamo un'eredità importante che vogliamo portare avanti non solo verso gli 80 anni. L'ambizione è quella di essere il giornale dei siciliani, d'altronde già il nome ci aiuta in questo, siamo La Sicilia per la Sicilia. Noi vogliamo essere un giornale, un raccoglitore di notizie belle e brutte, ma vogliamo essere soprattutto la sponda delle forze più vive di un territorio. Abbiamo scelto di celebrare questo 79esimo ad Agrigento
perché Agrigento è un luogo di tutti, non soltanto degli agrigentini. Siamo all'interno del museo archeologico che è un simbolo della Sicilia più bella, della Sicilia più viva. Tra l'altro andiamo verso il 2025 che coincide, il nostro 80° coincide con Agrigento capitale della cultura, e quindi abbiamo scelto questa location suggestiva anche e soprattutto per questo. Fermiamo ancora una volta e poi ci occuperemo del Messina, il calcio naturalmente, a tra poco. Seconda trasferta consecutiva per il Messina, che domani pomeriggio sarà impegnato a Latina. Dopo il punto di Benevento, i giallorossi inseguono un altro risultato positivo per sperare nei play-off. Sergio Colosi. Il futuro del Messina in chiave play-off passa dalla partita di Latina, che può lasciare il segno nelle ambizioni della squadra di Modica. Laziali in piena corsa per gli spareggi promozione, mentre al Messina, 4 punti dietro i prossimi avversari e reduce dal brillante pari di Benevento, serve continuità di risultati per conquistare nel finale di stagione un posto nella prima metà della classifica, secondo obiettivo dopo quello della salvezza diretta. Latina, che nell'ultimo turno ha realizzato 3 gol a domicilio a quel Crotone cui si lega l'ultima sconfitta dei peloritani. All'andata al Francoscoglio fu una disfatta per 3-0, ma quello di novembre senza punti e gol era il peggior Messina della stagione, timido ed evanescente, nulla a che vedere con quella formazione che nel girone di ritorno è tra le più in forma. Al centro del reparto arretrato rientra Manetta, che ha scontato la giornata di squalifica. Non ci sarà ancora Mausso, fermo per un altro turno. Modica sceglie il 4-3-3 senza Plesce infortunato e con Zunno, giocatore più in forma con 6 reti nel girone di ritorno, in posizione avanzata. Ed è tutto, il telegiornale finisce qui. A tutti voi grazie per l'attenzione e buona serata.